Intanto cosa succede alle zattere, cosa succede allo Spirito Santo? Che nasce l'ospedale, non più una casa, ma l'ospedale degli incurabili, perché vi ho detto che la sifilide era mortale e quindi il ricovero di chi non poteva essere curato. Eccolo qua, ed è un ricovero un po' fuori norma con la lunga del da Ponte, siamo nel Cinquecento, con la lunga facciata, perché gli ospizi veneziani hanno sempre al centro una chiesa che separava gli uomini dalle donne, mentre qui invece la facciata non ci fa immaginare questa separazione uomo-donna, che in realtà c'era, gli uomini erano sulla sinistra, le donne sulla destra, ma la chiesa non si vedeva dalle fondamenta perché era una grande chiesa ovoidale posta al centro del grande cortile. La chiesa non esiste più perché nel 1831 è stata distrutta. Esiste ancora il cortile che è straordinario, perché, torniamo al discorso della salute legata all'acqua, ci sono ben 4 pozzi negli angoli di questo magnifico chiostro di Venezia. Gli incurabili avevano i sifilitici, ma potevano occasionalmente avere anche altri ospiti, ma non più di 3 giorni, orfani e pellegrini. Poi nel Settecento si aggiungono altre nuove cure a quelle che già abbiamo detto, che sono i bagni caldi e purghe continue, finché nel 1771 il magistrato e la sanità dice: ma qua fioi, se io farse fora tutti i schei, perché questi che fa continuamente purghe, cioè, fe ne costano altri dei let, dei materassi, dei lenzioi. Avevo capito in che condizione che era let, questi qua chi fa purghe all'infinito. Vi ho dato un esempio di come poteva essere ridotto un lenzuolo, anche perché i soldi agli incurabili cominciavano a scarseggiare. Nel Settecento viene inventata anche una pillola contro la sifilide, che però si scopre che non serve a niente. Ho cercato un'immagine della pillola, ma non ci sono riuscito. Ho trovato sta pillola azzurra, non so cosa sia, e ve l'ho messa qua, ma non è quella che veniva usata contro la sifilide. E dal 1789 il mercurio viene usato per le unzioni, le famose unzioni mercuriali. Gli incurabili poi diventano ospedale civile, poi ospedale militare, nel Novecento centro di rieducazione dei minorenni e adesso sapete che è visitabile ed è l'Accademia delle Belle Arti. Ma gli incurabili era l'ospizio degli sifilitici. E il santo dei sifilitici qual era? I miei ripetenti lo sanno già, ma mi piace massa questo santo e quindi ve lo mostro di nuovo. Eccolo qua, il santo degli incurabili, perché le medicine funzionavano poco e quindi di nuovo la speranza andava al santo che compisse il miracolo. Eccolo qua in questa tavola di Gerolamo dai libri in cui vediamo altri santi di cui diremo qualcosa la prossima volta e di cui vi parlerà Lorena, Sebastiano, Rocco, ed eccolo qua il nostro santo del mal francese. Lo riconosciamo perché è un vecchio ed è coperto di piaghe, che è il secondo stadio della sifilide nel percorso che conduce l'ammalato verso la morte.